1500 confezioni di nandrolone, farmaci illegali a base di testosterone e altre sostanze dopanti, un tesoretto che poteva fruttare 300.000 euro nel mercato nero del doping, quello sequestrato dalla squadra mobile di Padova dopo aver bloccato un sessantenne appassionato di bodybuilding intento a vendere alcune confezioni ad un bodybuilder impiegato come guardia del corpo. Il sessantenne italiano, ma sulla carta residente a Bratislava, era stato visto uscire da un magazzino in via Rismondo, zona Stanga a Padova, e incontrarsi furtivamente con l'acquirente. Nella sua auto, quando i poliziotti sono intervenuti, hanno sequestrato contanti e 6 scatole di farmaci dopanti. Si tratta proprio di farmaci anabolizzanti, addirittura provenienti anche dall'estero, quindi non tracciati, che erano stati ceduti per la somma di 150 euro. Sono assolutamente, ripeto, vietati e anche per quanto riguarda la tracciabilità arrivano da paesi stranieri. Quindi è scattato l'arresto. I poliziotti sono così tornati nel magazzino scoprendo 1500 scatole di farmaci. L'uomo, già arrestato in passato per lo stesso reato, è finito agli arresti domiciliari. Il sessantenne era stato denunciato nel 2005 per ricettazione e commercio di farmaci proibiti e condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Padova nel 2009. L'acquirente, un padovano di 54 anni, invece era già stato denunciato in passato per truffa, detenzione di stupefacenti e reati contro la persona, destinatario dal 2012 di un avviso orale emesso dal questore di Padova. Aveva ordinato la merce concordando un prezzo di 150 euro per le 6 scatole di farmaci. Si tratta, qua parliamo di salute pubblica, salute delle persone che probabilmente ritengono per così, no, a livello performante, per aumentare la massa muscolare e quindi anche la prestazione in palestra, assumono farmaci che a tutti gli effetti sono dannosi per la propria salute, dove l'assunzione poi magari prolungata nel tempo può far incorrere anche in patologie gravi e portare anche alla morte. Le indagini della squadra mobile proseguiranno per identificare tutti i destinatari e gli utilizzatori di quei medicinali che non possono essere venduti senza prescrizione medica e che sono in grado di alterare le prestazioni fisiche degli atleti, mettendo però seriamente a rischio la loro salute.